Buongiorno cari amici spettatori web, oggi è venerdì 5 novembre 2010. Commentiamo la notizia più importante per noi in Vicenza e Veneti veronesi, che è quella che il governo Berlusconi ha dichiarato lo stato di emergenza, e noi non so tecnicamente precisamente ancora cosa significa, magari lo sapremo e ve lo dirò nelle prossime edizioni, però sembra che sia un passaggio obbligato per poter poi procedere al ristoro di questa popolazione che, io compreso, abbiamo subito un tsunami. Sembra che oggi, parlando con le persone, hanno raccontato che la mattina del lunedì 1 novembre chi abitava in San Pietro vedeva salire a un ritmo elevato il livello dell'acqua, tanto da farli intimorire e dire meglio fuggire che star qua a aspettare quest'onda che ci sta sommergendo, e così stavano scappando. Ed oggi erano là che cercavano di pulire i loro negozi, tutta la città si sta piano piano rimettendo in piedi con tanti aiuti, specialmente i giovani, anche i minorenni. Tutti si sono rimboccati le maniche per dare una mano, e questo è un orgoglio che fa capire quanto è forte la nostra tradizione, la nostra società, la nostra solidarietà. E quindi leggiamo anche, poi sono è impegnata la protezione civile, i vigili del fuoco. Ai vigili del fuoco dobbiamo sempre un grande ringraziamento personale, come poi dopo ringraziamo le persone che hanno fatto quel fai da te, e tutti gli altri che non possiamo nominare. Allora leggiamo un po' il comunicato dell'AGI, Agenzia Giornalistica Venezia, 5 novembre. Questa è una dichiarazione di Zaia: ringrazio il governo per la celerità e la sensibilità dimostrata nell'assumere una decisione importante rispetto al disastro che ha colpito il Veneto. È un buon segnale, dice Zaia, anche se siamo solo all'inizio di un grande e non facile percorso per riportare la normalità territori devastati dall'alluvione. Lo sottolinea il presidente della regione Luca Zaia, informato della decisione assunta in Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per le avversità atmosferiche dal 31 ottobre al 2 novembre. Siamo di fronte ad una situazione di estrema gravità, ribadisce Zaia, con 3 morti, più di 3.000 sfollati, 500.000 persone colpite in diverso modo, 131 comuni interessati con gravi danni alle arginature, alle strade, alle case, ai beni, aggiungo io, ai cittadini ed alle aziende. Purtroppo oggi possiamo anche confermare che la stima dei danni, è sempre il presidente Zaia che parla, del pomeriggio di ieri trovano conferma: almeno 1 miliardo di euro. La richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza era stata formalizzata dallo stesso Zaia, presidente della regione veneta, nel pomeriggio di ieri. Questa è la notizia che noi aspettavamo, perché è stato costituito il comitato sfollati.
è stato costituito il comitato alluvionati, che comprende tutti veronesi, vicentini, padovani, trevigiani e rodigini, ed ha sede qui in via Belluzzi 10, in uno dei garage colpiti dall'alluvione. Abbiamo dichiarato la sede e poi tutti i recapiti, i numeri di telefono, chi vuole prendere contatto, sottoscrivere la petizione che chiede il rimborso dei danni, in primis la moratoria delle bollette e dei mutui e tanti altri piccoli o grandi aiuti che dovremo ricevere, può farlo. Allora, per ora mi fermo qua, semmai vi daremo degli aggiornamenti. Intanto questa era la notizia principale fino ad oggi. Avremo anche delle immagini della situazione di Vicenza, la gente che sta ripulendo le vie, sta ripulendo i negozi, sta svuotando le cantine, sta buttando via tutto ciò che è stato reso inservibile, da derrate alimentari a suppelletti di mobilia e tante attrezzature e apparecchi. Siamo passati per la tenda in Corso Palladio e abbiamo visto due notizie che sembra utile poter dare. Una notizia era di ieri, che chi avesse bisogno di un parcheggio, un posto auto, perché il proprio non è agibile, può fare richiesta, mi pare di ricordare, presso il parking di Via Verdi, per avere un posto nel parking di Contra Canove Vecchie, Contra Canove Nuove, nella zona di Santa Corona dietro il Teatro Olimpico. Un'altra notizia di oggi era quella che i volontari ovviamente fanno servizio gratuito e ci sono altre ordinanze emanate dal sindaco di divieto di parcheggio nelle zone dove si sta facendo pulizia e togliendo la melma, in particolare le vie che abbiamo già citato, le più colpite. Bene, grazie se mi avete ascoltato. Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, venerdì 5 novembre 2010, speciale alluvione.